Therefore, the only place that we can send is Group E, the next available place, because Aris nel gruppo E, Aris Citibank will be completato dunque dai greci, dal Lietovo, dal Tau e dal Fenerbahce. All the Greeks want to go to Group D. We're sorry. Only one to Olympiacos group. So, in this case, deve spostarsi, we take the team to Group F. We go to Group F. Va nel gruppo F. There, of course, always two teams from the same group. Contro Maccabi, Real e Žalgiris. And now for going back to Group D, it's a tough group to complete. Difficile da completare il Do we D. have any Italians there? Montepaschi Siena. L'Ottomatica, We cannot Roma. put Montepaschi Siena in Group D, so we take Montepaschi to Group G. Siena nel gruppo G. L'Automatica to No, Siena Roma nel gruppo G. Esatto, per evitare il derby italiano, e quindi l'Automatica contro Barcellona, Cesca e Unicata, e allora finalmente completato il gruppo D con il Partizan insieme a Siena, FS Panathinaikos. Coach, thank you very much, Logo. A pleasure to have you. Questo dunque è il quadro completo dei gironi, oggi puntati sul gruppo D, Panathinaikos, Montepaschi Siena, FS Pilsen e Partizan di Belgrado. In Group E, Gruppo E, Lietuvos Ritas, Tau Ceramica Vitoria, Fenerbahce e Aris Salonicco. Gruppo F, Real Madrid, Maccabi, Žalgiris di Kaunas e Olympiacos. Gruppo D, CSKA, Unicata, Barcellona e l'Automatica Virtus Roma. Questo dunque è il gruppo dei capitolini contro Basile Marconato in un remake della finale dell'84 che regalò il titolo continentale a Roma. La sfida anche con la Spagna che prosegue con l'Unicata, e poi un altro incrocio accattivante, quello contro il CSKA, vice campione d'Europa, allenato ovviamente da Ettore Messina. There are two pairs of teams that have an incompatibility on the calendar because they play in the same Adesso city. sì, We want to avoid parla anche del calendario. the same city playing on the same day. Therefore, Efes Pilsen and Fenerbahce Ulker and Naturalmente Istanbul c'è una certa